oscura e nera non si fa vedere, è sola, oscura, deve una pressa quando annanzi tieno sola, oscura, non da fa paura, basta che tu porti sotto la luna. Io vedo che sta vicino a te, perché non sta più sola, non è più sola, e te ne paura te. Oscura, tu trova sotto lietta per parlare, sta là. Oscura, è un pensiero che ti tiene compagnia, è sola e non sa che fa, basta che tu stringi più vicina. Io vire e senta verità, e chi non può parlare, e chi può, una voce pensa fa scordare, una luce pensa fa Ma complimentissimi e buongiorno innanzitutto a tutti e ben trovati a questa nuova diretta di Mattina Live che per l'appunto si apre in musica con questa straordinaria voce unica del nostro panorama musicale. Il piacere di avere qui con noi quest'oggi ad aprire la mattinata la grandissima Barbara Buonaiuto che oggi ci ha permesso di ascoltare Oscuro, spero di averlo detto bene. Benissimo. Ben trovata Barbara, un brano molto evocativo, no? La cui aura rimanda appunto ad un vero e proprio conflitto di luce e di ombra e che per l'appunto tale conflitto sarà al centro di A Confessioni, il recital che sarà per l'appunto protagonista in prima assoluta e tu sarai voce di questo recital che sarà in scena domenica al Teatro Triano Viviani di Napoli. Ben trovata Barbara, grazie. Grazie, ben trovati anche a voi, è un piacere essere con voi, è sempre bello. Tra l'altro ricordiamo che tu rappresenti la storica voce, no, femminile dell'orchestra italiana di Renzo Arbore, e quindi oggi ci hai lietato con questo brano che per l'appunto rimanda a quello che è un po' l'interiorità, l'intimità di ognuno di noi, no? Luce ed ombre, che tra l'altro il nostro regista Salvatore Mondò è riuscito a cogliere perfettamente, no, nelle immagini che ci ha regalato, perché c'era questo contrasto, no, del buio della notte e a fare appunto da contraltare il pallore della luna, ma anche il tuo vestito, il bianco del vestito che tu hai scelto di indossare oggi per rimandare un significato simbolico molto profondo. Sì, soprattutto guarda, in realtà questa canzone è nata prima della pandemia, è il brano trainante del disco che è uscito e che presentai prima della pandemia, vabbè insomma un po' di sfortuna, è capitato un po' a tutti in questo periodo, però devo dire che dopo questo periodo difficile che abbiamo attraversato e che stiamo ancora attraversando, dal quale ancora non siamo venuti fuori, sembra veramente indicato, perché immagino che a tutti quanti insomma siano capitate situazioni
ognuno nel suo genere, di grande difficoltà, di grande buio. Abbiamo attraversato tutti un grande buio, abbiamo trovato il nostro buio, quindi secondo me è proprio perfetto. È proprio, esatto, è perfetto, è calzante il buio che in realtà avveste le anime di ognuno di noi, laddove poi non c'è poi tanta distanza con la luce, nel senso che proprio il buio ti permette poi di apprezzare la luce. E non ci sarebbe buio senza luce, perché è la luce che fa attraverso il gioco di ombre. Se non ci fosse luce sarebbe tutto buio, invece il fatto che si possa vedere vuol dire che c'è anche la luce. Questo, diciamo, è il messaggio positivo. Comunque l'oscurità che è in ognuno di noi, e come dicevi, insomma, è un percorso che più o meno racconterò, certo. È un percorso che per l'appunto ritroveremo domenica sera al Teatro Viviani di Napoli, protagonista appunto di un recital, La Confessione, e laddove metterai a nudo una propria intimità, no? Prima parlavi di luce, ma in realtà di tutte le sfumature dei colori che abitano l'animo umano. Sì, il recital ha preso il nome da uno dei brani del disco, ma l'ho scelto anche perché è diciamo, la sintesi di quello che racconterò, nel senso, ovviamente io canterò le canzoni del mio disco, ma attraverserò un percorso che è quello che è il mio percorso artistico, quindi ci sarà anche qualcosa della tradizione classica, ma soprattutto un percorso emotivo. Ci saranno anche delle sorprese, una delle quali, possiamo dirlo, è la presenza di Marisa Laurito, direttore artistico del Trianon, che mi ha fatto questo bellissimo regalo, che conosco da tanti anni in virtù del lavoro con l'orchestra, che è una persona amabilissima, oltre ad essere una grande Abbiamo artista. avuto modo di conoscerla, conosciamo, anzi un grande saluto e complimentissimi per tutto quanto di bello sta realizzando per il Teatro Viviani di Napoli, il Teatro Viviani di Napoli, ma soprattutto per il messaggio, no, sociale che rimanda, ed è anche un po' il tuo recital, una sorta di messaggio, ecco, ripercorrere in musica i brani classici della tradizione partenopea e farlo attraverso un excursus, ecco, un'escalation appunto emozionale, come ricordavi, molto, per ripercorrere quei brani di profonda luce che Napoli conosce, ma per toccare anche la sofferenza, il dolore più profondo. Sì, diciamo più, ecco, tutte quelle emozioni più intime che abbiamo e che magari non sempre riusciamo a esprimere, che la musica ci consente di esprimere senza ammantarli di tristezza. Esatto, quel pizzico di nostalgia che poi, un po', diciamolo Barbara, un po' ci piace avere quell'animo un po' nostalgico, melanconico, abitato. La saudade come i brasiliani. Esatto, è saudade. Momento, ecco, per affrontare anche per te il cosiddetto viale dei ricordi, no? Perché tu, insomma, vanti una carriera lunghissima. Sì, devo dire, sì, si vede anche da sei bellissima. Ti ringrazio. Sei bellissima, e riuscire a vantare una carriera lunghissima, ma a ripercorrere appunto dei brani che ti hanno rappresentato, però col senno del poi, con quella consapevolezza, no? E quella maturità di riuscire ad interpretare dei brani, di regalarli poi al pubblico attraverso la tua personalità. Guarda, Bellissimo. ti faccio i complimenti, perché stai dicendo delle cose che sono espressione del mio pensiero, quindi veramente cogli veramente quello che è il senso di quello che sto facendo, di quello che vorrei dire. Sì, è bello, spero veramente che sia un dono che sia percepito come tale, perché è quello che voglio regalare, quello è il mio intento. E ti dico la verità, sono felice perché il Trianon è stato il primo teatro importante per me da solista, dove nel 2013 ho fatto una prima cosa che mi ha portato tanto bene, con i testi di Maurizio De Giovanni, Il Brigante e la Sciantosa, e sono innamorata anche perché appunto è il teatro del popolo, è un teatro bellissimo, con un'acustica meravigliosa, un'equipe stupenda, quindi sono veramente felice di tornare là. E poi devo dire che ci sono delle sorprese, che essendo sorprese non possiamo svelare, però è uno spettacolo, è sicuramente un concerto, non ci sono cose, diciamo, recitative o che, è un però concerto, interpretative. però ci sono cose interpretative molto belle. Io spero che piacciono come io desidero che sia. Prima hai detto, insomma, essere riusciti a cogliere, no, quello che la tua anima vuol rimandare, in questo caso in questo studio di Mattina Live al nostro pubblico. Io penso che la tua voce già regali la tua anima, e quindi è percepibile quello che vuoi regalare appunto emotivamente al pubblico, perché poi, ecco, riuscire ad emozionarsi è
presumo, me lo insegni e te lo chiedo, è il primo step per emozionare il pubblico e tu in questo ci riesci puntualmente tutte le volte, Barbara, e non a caso, lo ripeto, lo ribadisco, sei voce femminile dell'orchestra italiana di Renzo Arbore, non oggi, ma dal 95. da ieri, da un bel po' di tempo, e quindi io ti chiedo, ecco, raccontaci un po' anche questa esperienza, che cosa ha rappresentato per te l'orchestra italiana con un maestro quale Renzo Arbore ieri, ma cosa rappresenta oggi? Guarda, gran parte di quello che sono, diciamo, artisticamente, nel senso che intanto avere un maestro come Renzo dal quale impari costantemente, una delle cose più importanti che io non mi stanco mai di dire è il rispetto per il pubblico. Ho visto Renzo anche in momenti proprio di apice del successo, e anche quando era stanchissimo ed era assalito, letteralmente assalito alle persone, aveva sempre una parola gentile, non ha mai risposto male a nessuno. E poi comunque un grande maestro, un professionista che ti insegna a stare sul palco, nonché mi ha dato la possibilità di viaggiare, di calcare i palcoscenici più importanti del mondo. Questa è stata una cosa fondamentale perché ti impara dal pubblico, sì, no? Impari dal pubblico e non solo, impari a emozionarti senza perdere la professionalità, che è una cosa fondamentale in questo lavoro, perché troppa emozione significa far perdere poi di qualità tecnica lo spettacolo. Invece mantenere l'emozione e mantenere la professionalità sono cose che si imparano col tempo, io le devo a lui sicuramente. E poi io ho girato tutto il mondo, ci sono gli aspetti ludici chiaramente, tanti di noi, bellissimo, ho visto tanto. Cos'è che per l'appunto a questo punto rende così unica e magica questa orchestra che è diventata iconica, no? Rappresentativa in tutto il mondo, ma soprattutto riuscire a rappresentare Napoli ai massimi livelli nel mondo? Che ha portato, è riuscita a riportare, questo grazie a Renzo, è riuscita a riportare al successo i classici napoletani, li ha resi intelligibili, comprensibili, apprezzabili, moderni anche. Sì, moderni ma anche classici, perché c'è quello e quello. E quindi è stato fatto un'operazione sicuramente di restyling, diciamo così, però con grande rispetto dal mio punto di vista, fermo restando che ci sono i gusti, c'è qualcuno che non li apprezza, ma quello fa parte dei gusti personali. Io adoro la tua voce, adoro l'orchestra italiana di Renzo Arbore, adoro le tue musiche, anche il brano che quest'oggi ci hai presentato, e di questo ti ringraziamo perché è un'esclusiva per il nostro pubblico di Mattina Live. Posso entrare un po' più nell'intimità e no? chiederti, ecco, di tutti questi brani da te interpretati, cantati, recitati anche, qual è quello che maggiormente ti fa vibrare, ti fa battere il cuore, ti fa vibrare le corde anche vocali, no? Che ti restituisce, ecco, quella forma di melanconia che però è anche profonda, profondo amore, profonda passione, dolcezza? Guarda, questa è una domanda un po' difficile perché essendo il disco tutto di inediti, sai, insomma, non riesco a scegliere, li amo tutti. Non ce n'è uno, però ti posso dire tre. Quello che abbiamo presentato questa mattina, ce n'è un'altra che si chiama Nushore, che è una canzone, è una ninna nanna che è stata scritta pensando a Carla Cagliazzo, la signora che fu incendiata dal suo ex compagno e che fortunatamente è viva, sta bene, ha avuto la sua bimba e lotta tantissimo per questo step, per questo salto culturale che dobbiamo ancora fare, quindi insomma contro la violenza sulle donne. E quindi, essendo lei una sopravvissuta fortunatamente, è una rinata, è una canzone di grande speranza. E poi c'è quella che dà il titolo l'abbiamo anche all'album. presentata. Sì, credo l'altra volta, esattamente. Esatto, sì. E poi c'è La Confessione. In realtà Confessione non è un brano totalmente inedito, La Confessione è una traduzione di una canzone di una cantante, Lasa De Sela, purtroppo scomparsa prematuramente, una cantante canadese che ha cantato in 3 lingue diverse. L'originale era in francese, c'è stata una bellissima traduzione di Michele Farina, e quindi è diventata, ovviamente
sai, si dice tradurre e tradire, e quindi diciamo se tu leggi l'originale non è del tutto, però il senso rimane quello, ed è molto molto intima, è una canzone sulla verità, e quella mi piace molto sia nell'arrangiamento che nel testo. E oggi, Barbara, c'è davvero bisogno di verità, ed è quella che tu comunque regali al pubblico sempre. Io mi auguro. È così, Barbara, io sono stata onorata oggi di aver aperto con L'onore te è mio. la nostra mattinata. Grazie a Barbara Grazie a te. Buonaiuto, ricordiamo Grazie a tutti. protagonista del recital La Confessione in prima assoluta domenica sera al Teatro Trianon Viviani di Napoli, e Alle ore 19. alle ore 19 ascolteremo nuovamente Oscuro, A Confessione, lo dici meglio tu, e tanti altri brani, ma soprattutto avremo modo di emozionarci con la tua straordinaria voce e la tua meravigliosa interpretazione. Grazie di essere stata con noi. Grazie dell'ospitalità. Pubblicità, restate con Mattina Live.